Te che hai visto arrivare gli americani, cosa ieri liceo? In che punto sei che te ieri? A Canissano. Una volta la località si chiamava i Paracari, sarebbe sull'imbocco della strada Spigaglione, dove adesso c'è la carrozzeria. C'erano 3 Paracari, tipo una grossa Spigaglione, e ricordi tutti che ieri i Paracari. E là che ieri chi veniva avanti, per chi tagliava il Capiteo quinto e veniva da strada a Sant'Alberto, gli attraversava là, poi attraversava ancora e gli si troppa la strada qua e gli andai in Treviso. E poi dopo non so dove chi sia venuto, perché mi so che ho visti passare per là. Quanti che ne hai visto passare? La corona che era durata lavoro e a pensare che dove che era il paio del telefono, che era i paschivali, e gli ha fatto, come si dice, gli ha allargato la strada dove che non che era il paio. E se ha come allargato e formato, in Corea io, si era a fare la guerra. Ma che ieri mattina o pomeriggio? Che poi, c'era stata verso melodie. Chi te l'ha detto che arrivavano gli americani? Che dite ieri c'erano 10 anni? Torno a te che sentivamo i rumori, no? Via. E là sono partiti, chiaro, che voi potete vedere che era beata una veda. Passava che di chi blindati e gli aveva il ponte in cima, mezzo ponte fatto su. E lavori, butta dentro la macchina, i verde il ponte a strada aperta. Tanto capivo, butta la macchina sul forzo. E il ponte fatto. Trovasse un ostacolo, mettevo. E io non lo trovavo qui. Ti avevi tu attraverso? E è tutto. Ma non si era fermato, nessuno si era fermato. No. Guardate che solo visti passare. Visti passare. Ma del discorso del capitale che ti ha detto che ha fatto che... Hai visti ora il capitale? Sì, là sono andato in veda là perché dopo qui era passai? Sì, perché gli ha fatto una burra, hanno fatto a girare con i carri armati e gli ha cavato la strada, no? Cosa? Non era asfaltata la strada allora, no. Era bianca? Bianca. E anche più stretta di adesso? Beh, una strada. E che era i paio del telefono, dopo gli dici in mezzo alla strada. E ha allargato tanto la strada. Quel passaggio? E era fatta tutta la curva. Perché dove che era il paio schivava, era là non si allargava, e dove chi andava fuori allargava. Qua che era il paio, attraverso le ferrovie Segai, pietà inclinare verso da qua. Mi ho visto arrivare i carri armati, e i carri armati si forma qua, ne ho avanti uno che era Pindrio, qua a Ruspa, che c'è e 4 bare, le cavoltate sopra sì. Insomma, che dura poco ora sti anticarro, sti fossi, anche se passai a Ruspa ma il passaggio che era tutto formato, impiantato, il passaggio ultimo stretto che era, si passava stesso per andare a Treviso, e era in attesa, si fosse avanzati, arriva a cavare l'ultimo tocchettino. Ma noi l'ho fatto? Non l'ho fatto. Cosa arrivai gli americani? A Ruspa via quella dei ferri, impianta sulla strada, arriva e metti a terra i carri a notte che si arrivai. Si ha fatto tappa dentro le scuole e dentro da Furlano. Quanti sarei stati? Ah, che era tutto pieno di camionette, tutto, ma carri armati proprio da guerra, ne era una quindicina, fermai a notte qua. E davanti a Stradella delle Accese, era uno che tutte le cose del borgo che ora era ben passate di mandi, e era Tosetta, che era quella del Bo, cioccolata e caramella, tutti, e mi era presente.